In questo video vi parlerò di un paese della provincia di Caltanissetta dove un enorme castello si staglia sul paesaggio circostante, il castello Sabuci, dove le celebrazioni della Settimana Santa prendono vita in una forma pressoché unica dal Giovedì Santo fino alla Domenica di Pasqua e dove si può trovare un biscotto molto gustoso che dal 2004 è stato insignito del marchio Slow Food, la Cudduredda. Benvenuti a Delia. Si vuole far risalire le origini di Delia all'età romana, quando, secondo lo storico Vito Amico, questo territorio era attraversato dal Cursus Publicus, una strada dell'itinerario Mantonini che collegava Agrigento con Catania e che passava per la cosiddetta Stazio Pitiliana, identificata nel luogo su cui sorge l'attuale Delia. Secondo lo storico Vito Amico, il toponimo Delia deriverebbe dal fatto che nei pressi di questa stazione di sosta sorgesse un tempio sacro alla dea Diana e con il passare del tempo il riferimento alla sua nascita nell'isola di Delo, assieme al fratello Apollo, venne espresso proprio con l'epiteto Delia. La storia di Delia, come la vediamo oggi, incomincia a partire dal castello Sabuci, ubicato poco fuori il paese, anche se per aspettare la fondazione del centro abitato di Delia bisognerà aspettare il 1623, quando il barone Giuseppe Lucchesi otterrà la licenza populandi. Le origini del castello affondano in epoca bizantina, quando probabilmente esisteva una prima roccaforte per dominare e controllare tutto il territorio circostante, territorio che fu conquistato poi dagli arabi durante la loro avanzata nell'isola. Sotto la dominazione araba il castello venne ampliato e fortificato ed attorno ad esso sorse il casale di Sabuci, che divenne prospero e popoloso, proprio come descritto dal geografo Idrisi nel suo libro di Ruggero. Con l'arrivo dei Normanni il castello fu ampliato, diventando proprietà demaniale. Da qui in avanti il castello visse varie vicissitudini, venne distrutto e ricostruito varie volte fino a che dalla fine del XVI secolo non venne progressivamente abbandonato, acquisendo quindi il toponimo dialettale di Castiddazzo. La sua posizione permetteva il controllo della sottostante vallata del torrente Gibesi e della vicina via di comunicazione tra Agrigento e Catania. Accompagnato dal dottore Carvello e da Carmelo Borzellino, ho scoperto i vari livelli che compongono il castello, in tutto 4. L'ingresso è coperto con volta a botte archi acuta. Sul terzo livello si conserva l'unico ambiente coperto del castello, nel quale si aprono delle feritoie. Il quarto livello invece presentava un camminamento merlato che conduce ad un ambiente absidato, che probabilmente fungeva da cappella signorile. Da un'analisi approfondita della struttura architettonica del castello e delle fonti si può dedurre che il Castiddazzo era una struttura pensata più come un avamposto militare o un centro di stoccaggio per truppe, piuttosto che una residenza nobiliare o signorile. Ad oggi del castello sopravvivono mura merlate, volte a sesto acuto e ambienti sotterranei. Da non dimenticare che il castello nel periodo estivo è usato come scenografia per il Festival di Rievocazione Storica Delia Medievale, un evento che ogni anno attrae migliaia di spettatori in cui vengono realizzati cortei, spettacoli con il fuoco e giocoleria. Durante il mio soggiorno a Delia ho avuto il piacere di partecipare ai festeggiamenti della Settimana Santa, una tradizione che, come si evince dai documenti, esisteva già nel lontano 1755 ed è una delle rappresentazioni teatrali più famose e più seguite nel sud Italia. Si incomincia il giovedì sera presso la chiesa madre, dove vengono rappresentate con un linguaggio studiato e ben curato l'ultima cena, l'orto e la cattura. Giuda. Maestro. Alle tue piante questo lavacro sol non è bastante. Con lacrime d'amore si muti in corpo il pane. Poi Gesù, imprigionato, viene fatto scendere giù dal palco e, legato tra funi, attraversa l'intera piazza Matrice, passando in mezzo ai fedeli.
Il Venerdì Santo è senza dubbio il momento più suggestivo dell'intero programma. Nel pomeriggio avviene la condanna di Gesù. Rabba Rabba è Gesù. Chi sia più degno, decidete voi stessi. Ingrati, assai finora mostraziaste innocenti. E viene poi rappresentata in modo molto toccante la Via Crucis. Accompagnato dal costante rullo dei tamburi, durante il cammino verso il Calvario, Gesù cade più volte sotto il peso della croce. E questo è un qualcosa di estremamente sentito dalla gente, che si affolla per vivere da vicino questo momento. Ai piedi della chiesa della croce si assiste all'ultima caduta, prima della cosiddetta scinnenza. Gesù viene posto in croce, trema la terra, i nemici di Cristo fuggono via, rimane indomito Misandro, che si confronta col centurione pentito. Formano forte o no? Amen di Dio, egli è il vero Messia, figlio di Dio. Anche vicino a morte, opera magia, che barbaro, che fiero, oh buon dentagno. Mori, venne di Pluto il secoregno, misero me, che fia, soccorso a stelle, inorridisco, aiuta! Tutto solo a salvare la propria vita. Qualche ora dopo si svolge la processione lungo le vie del paese dell'urna, contenente il corpo di Gesù Cristo. A precedere l'urna vi è il gruppo dei lamentatori, che con i loro struggenti canti recitano, esclusivamente in siciliano, versi legati a momenti della passione di Cristo. Oh, cara donna, non lo è fare. Oh, unice Gesù, La domenica di Pasqua si conclude il lungo e intenso programma della Settimana Santa, con l'incontro. Accompagnata dalla marcia festosa della banda, si realizza il tradizionale gioco degli stendardi, basato sul creare movenze particolari, originali o inventate sul momento, senza mai farli cadere a terra. Una tradizione presente in alcuni paesi della Sicilia. Poi i simulacri del Cristo risorto e della Madonna, portati a spalla dai fedeli, si incontrano e si baciano 3 volte. E ad ogni incontro la statua del Cristo viene fatta salire di gran corsa, sotto il clamore della folla festosa. La sera i festeggiamenti continuano e sono forse anche più sentiti. Vengono riproposti nuovamente i giochi con gli stendardi. E anche in questo caso, ad ogni incontro, viene eseguita la spettacolare corsa della statua del Cristo lungo la salita. Un'esperienza, quella della Settimana Santa, che va vissuta almeno una volta nella vita. E addentrandoci nelle campagne di Delia si trova un edificio storico noto con il nome di Villa Cappellano. Villa Cappellano fu costruita intorno al 1500 ad opera dei padri gesuiti ed è uno dei pochi esempi di monastero-fattoria esistenti in Sicilia, ovvero un luogo pensato sia allo studio che allo sfruttamento agricolo del territorio.
A seguito della loro espulsione dall'isola nel 1767, i fondi di Cappellano furono dati in gabella a un tale reverendo Giuseppe Di Miceli. Se nel 1972 fu venduta a privati, oggi la struttura è ritornata a proprietà della diocesi di Caltanissetta. Tuttavia versa in un totale stato di abbandono. Ciononostante, la villa si mostra come un gioiello di arte barocca, ricco di ampi spazi residenziali, con una chiesetta al servizio all'epoca della comunità dei padri gesuiti. Il piano superiore era destinato alle celle dei frati e contava 16 stanze. E se si è ad Elia non si può non mangiare la cudduredda, un dolce che dal 2004 è stato insignito del prestigioso marchio Slow Food. Presso la pasticceria Alaimo ho avuto il piacere di scambiare 2 chiacchiere con Gioacchino Lionti. È un dolce dedicato alle castellane durante il periodo dei Vespri siciliane, siamo intorno al 1300-1400. Quando i contadini di Delia realizzavano questa corona per omaggiare le castellane durante il periodo di carnevale. E si presume che il nome della cudduredda viene dall'antico greco collura o coiura, come dicono loro, che sarebbe un pane biscottato o focaccia a forma rotonda con il buco dentro. Un prodotto manuale alla forma della corona, viene intrecciato tramite un bastoncino di legno e con l'utilizzo del pettine del banco da tessitura, infatti si vedono le righe della cudduredda. Questa rigatura facilita la croccantezza del prodotto. La ricetta consiste nell'impastare la farina di grano duro con uova fresche, zucchero, strutto, vino rosso, cannella e scorzette d'arancio. Una volta raggiunta la giusta compattezza, si creano dei piccoli rotolini che verranno avvolti intorno allo strumento di cui ha parlato Gioacchino. Un biscotto che racconta e che esprime nella maniera più sincera il territorio di Delia. Questa è Delia, un piccolo paese che però si mostra come uno scrigno di bellezze e di curiosità, tutte da scoprire. Il Castello Sabuci, Villa Cappellano, la Cudduredda e, immancabile, la Settimana Santa, una delle settimane sante più belle che io abbia mai visto in Sicilia e che consiglio a tutti di prendervi parte, almeno una volta nella vita. Ed un enorme grazie va al comune di Delia, all'associazione Folklore Petiliano e alla Proloco, che mi hanno ospitato, mi hanno accompagnato e mi hanno dato la possibilità di scoprire tutte le curiosità, i luoghi più nascosti di questo territorio. Grazie mille.